Amici di Sportisti Liceo da Salva Geraci, benvenuti al Roberto Sorrentino e Accademia Trapani Geraci. È la seconda giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Il passaggio lungo di Pane Bianco a cercare l'attacco. Attenzione a Bonamaison che si fa respingere il tiro da Grimaudo. Ci pensa Tripiano. Anche lui giovanissimo, se la cava da avanzare, la classe 2006, il passaggio per Bonamaison, passaggio in profondità, a cercare Marcio Fernandez, c'è Rudonia in mezzo, lo cerca Fernandez, il passaggio retratto, Rudonia deve andare indietro, Rudonia si accentra il tiro, Grimaudo si distende, spazza l'Accademia. Gonzales, il tiro verso il primo palo, finisce sul fondo. Lancio lungo, si cerca Fernandez, c'è il possesso da parte sua, non calcia ancora Fernandez su Grimaudo, l'occasione messo proprio alla prova con questo pallone. Pane Bianco di prima, corre il Geraci in fascia, Bonamaison destro-sinistro, se la cava in qualche modo, sale Pane Bianco, cross in mezzo, Grimaudo ce l'ha, Rudonia, chi la prende sì, ma è sfortunato perché il pallone finisce subito fuori. Pane Bianco sembra calciare, infatti è così, esce di poco. Ancora Pedro Gusso, profondissimo da Pane Bianco, aggancio contro Parrinello, non è fortunato il difensore dell'Accademia del tiro di Bonamaison, centrale. Parte Tripiano, battuta corta, il tiro alto di Pane Bianco a girare. Battuto subito da Ambie. A sbloccare il risultato a sorpresa per come si è combinato questo primo tempo. 1-0 il gol di Guaiana, entra Kawi York, Sapienza dietro verso Fernandez, il recupero di Bonamaison, sale il Geraci, Bonamaison punta la porta, pallone basso fuori. Camareri batte, si ritrova accanto Samannà, grande giocata, rientra verso l'interno, Barbagallo, Nolfo dietro, Guaiana verso il secondo palo. Se la cava al solito comunque il Geraci, pallone di prima di Rudonia verso Fernandez che ha un po' di spazio, c'è il Sapienza largo, servito, potrebbe rientrare sul sinistro, c'è il passaggio verso l'interno, Balsano allarga, Pane Bianco si libera degli avversari, poi calcia, finisce fuori di poco. Sapienza morbido in mezzo per Pane Bianco, colpo di testa all'indietro. Lancio profondo, spazio per il Geraci, Rudonia da fuori, alto. Pronto l'ex Roccella, sono due in barriera per l'Accademia. Parte Sapienza, Grimaudo a due mani in angolo. Parte Gonzales in mezzo, Bressan di testa, il Geraci con Evandro Bressan, l'1-1 dei Madoniti, il primo gol in Italia del brasiliano. Bressan pareggia il Geraci dopo 84 minuti di dominio. La battuta in mezzo, il tocco di Nolfo, il gol dell'Accademia Trapani. Ha segnato Kawi York, con Nolfo che voleva colpire verso la porta, alla fine l'ha presa York. Bonamaison, forcing finale del Geraci, Sapienza, largo in fascia, c'è il cross basso con un giocatore dell'Accademia Terra, Gonzales basso su Grimaudo. Siamo nel finale, Accademia avanti 2-1 con il Geraci che vuole il gol del pareggio. Attenzione all'aggancio in aereo, tiro oltre la traversa di Pane Bianco. Che occasione! Eccolo qui il triplice fischio, l'Accademia Trapani batte il Geraci 2-1